Seconda corsa, confronto riservato ai gentleman, cavalli di 3 anni sul miglio, Bahia dei Greppi, Butterfly Horse, B1 Rec, Bebop C, Brenda Pisana, Bold di Cuma, seconda linea Briscola Matley, Bramanta Jet, ritirato Benjamin ZS, favori per Brenda Pisana, Filippo Monti, numero 5 dello schieramento, e subito Brenda Pisana veloce, cerca di sfilare e in poche battute va a condurre. Perfetto lancio per Brenda Pisana, che conduce dunque nei confronti di Bahia dei Greppi. Vediamo il passaggio dei 200 metri in 15,7 per la favorita di Lorenzo Baldi, guidata da Filippo Monti dopo numero 300 metri. 4 Bebop SI squalificato. La squalifica intanto per il debuttante per Bebop C, per il numero 4 Bebop C. Se ne va nei 400, ma intanto c'è l'attacco deciso portato ora dal numero 8 Bramanta Jet. Ciro Ciccarelli va su Filippo Monti e impegna la favorita Brenda Pisana. I due procedono in pariglia dopo 600 metri in 49,1, ha approfittato del rallentamento Bramanta Jet per portarsi a ridosso della battistrada. A contatto rimane sempre Bahia dei Greppi. Poi al largo c'è anche il numero 2 Butterfly Horse, al largo anche Boldi Kuma, via via tutti gli altri, con in terza posizione in corda Briscola Matley, 1,4,8. Il passaggio agli 800 ha portato a spasso la compagnia fin qui Filippo Monti con la favorita e si appresta a completare il chilometro, 1,21,2 addirittura. Ora dalla terza pariglia cerca di venire via anche Boldi Kuma. Intanto però attacca con decisione Bramanta Jet, cerca di mettere in difficoltà la favorita a 400 dal palo, sta passando, è passata anzi Bramanta Jet, che scende alla corda su Brenda Pisana, mentre avanza anche Boldi Kuma. Più indietro c'è Bahia dei Greppi, prende vantaggio intanto Ciro Ciccarelli con Bramanta Jet, che in retta d'arrivo ha un paio di lunghezze di margine, le mantiene, anzi le consolida nel finale. La lotta è soltanto per le piazze, vince nettamente Bramanta Jet. La lotta per il secondo posto vede impegnati all'interno Bahia dei Greppi e al largo Brenda Pisana. 1,19,2 con 36 a chiudere. Bel successo per Bramanta Jet, Ciro Ciccarelli ci ha creduto, è uscito subito all'esterno dopo 400 metri, è andato a apparigliare la favorita e battistrada Brenda Pisana per poi attaccare con estrema decisione ai 400 finali e passare decisamente facile già sulla curva conclusiva per isolarsi in arrivo. Quota di 5,17 per Bramanta Jet, Ciro Ciccarelli, Giovanni D'Alessandro.